Buongiorno amici di Matto Scacco, oggi sono qui onoratissimo di presentarvi la partita perfetta di Carlsen, giocata recentissimamente al Tata Steel, il torneo Blitz dove giocano i migliori al mondo. Carlsen in questa partita si trova al lato dei neri e sfida il bianco che è Arjun, il quarto giocatore al mondo più forte di scacchi. Come vedete nuovi talenti escono sempre fuori, quindi le classifiche mondiali variano molto velocemente. Questo giocatore io personalmente, forse per mia ignoranza, l'avevo sentito poco nominare in giro e improvvisamente è il quarto giocatore più forte al mondo con un punteggio elo di 2799 punti nello standard, quindi 2800. Incredibile. Andiamo a vedere come Carlsen giocherà in maniera totalmente semplice contro questo giocatore che è una macchina da guerra. Andiamo a vedere. D4 cavallo F6, ricordiamoci che quelli bravi veramente giocano a cavallo F6 e non D5. Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire? C4 e 6 sarà per caso una nizza indiana dopo cavallo C3 alfiere B4? Lo scopriremo. Intanto ragazzi vi ricordo che questa settimana è partito il Black Friday su Matto Scacco, l'unica settimana dell'anno in cui tutti i corsi sono scontati del 30%. Non ci sarà questa offerta in altre occasioni, quindi l'unica volta, se volete fare un po' di acquisti, mettete un po' di roba nel carrello e siete a posto per un anno. Cavallo C3 e invece arriva D5, si va così nella difesa classica e non nella nizza indiana. Tra l'altro uscirà il prossimo corso che uscirà sull'Accademia, sarà il corso sulla nizza indiana tenuto da il maestro FIDE Paolo Formento. Cattura, cattura e alfiere G5. Qui tutto nella norma, C6 o alfiere 7 sono tutte mosse che vanno bene, pedone in E3 e alfiere F5. Direi che fin qui tutto normale, gli alfieri si posizionano nelle case dove normalmente dovrebbero andare. C'è un cavallo in G che va in E2 con l'idea di poter andare in G3 e scacciare questo alfiere e arriva ora alfiere D6. Sicuramente alfiere 7 sarebbe stata un attimino più conservativa come mossa, è un po' più prudente visto che qui c'è comunque un'inchiodatura, ma alfiere D6 sicuramente non è sbagliata. Arriva così l'attacco sull'alfiere che se ne va in G6. A questo punto la partita è totalmente equilibrata ed arriva una mossa un po' strana che è donna F3. L'idea di portare la donna in gioco a me piace molto, però in realtà stiamo dando libero sfogo a questo alfiere campochiaro del nero che ormai è fortissimo. Generalmente quello che si fa in queste situazioni è di giocare alfiere di 3 andando a contrastare l'alfiere e andando anche a cambiarli, ma se non si contrasta quella diagonale il nero rischia di avere veramente un alfiere imbattibile. Quindi donna F3 diciamo rende più difficile il contrasto di questo alfiere G6. Arriva cavallo in B va in D7 e ora cavallo F5. Il cavallo F5 crea un attacco doppio sul pedone G7 sull'alfiere D6 e non ci sono troppe possibilità. O ci ritiriamo in F8 ma diciamo sarebbe una missione di colpa totale, oppure diamo il nostro forte alfiere campochiaro, ma poco male perché comunque il nero è rimasto con quello che viene definito per la teoria degli scacchi l'alfiere buono, ossia l'alfiere di colore contrario rispetto alla propria catena pedonale. Fin qui siamo in una partita, siamo all'11ª mossa, tutto tranquilla, arriva un H6, secondo motore ogni precisione ma va benissimo, alfiere H4 e qui sicuramente G6 è molto coraggiosa. Muovere due pedoni dell'arrocco, noi sappiamo che sono scelte difficili da fare e normalmente non andrebbero mai fatte. Questa è forse l'eccezione che conferma la regola? No, perché? Perché qui quando Carlsen ha giocato G6 ha già l'idea di fare arrocco lungo, quindi se il tuo re andrà di qua, di questi pedoni puoi farci ciò che vuoi. La regina si sposta, va in C2, donna E7 per preparare così, come dicevamo prima, l'arrocco lungo. Arriva alfiere D3, arrivano un po' di pressioni, quindi anche possibili sacrifici, non adesso che non servirebbero a nulla, ma sicuramente preparati, ma tutto ciò svanisce dopo G5, quindi ora l'alfiere va a sbattere contro il nulla e arriva anche il cambio degli alfieri seguito da arrocco lungo. Torre B1 e adesso non mi stanco mai di ripetere alcune cose di quanto il re dopo l'arrocco lungo debba andare in B8. Bisogna spendere un tempo per togliere. Ora a maggior ragione perché ci sono inchiodature e possibili
minacce non immediate, ma ci sono possibilità dove il cavallo magari può insediarsi in situazioni. Quindi re B8 per Carlsen, senza pensarci su due volte, il re si toglie dalla casella C. Tra l'altro è vero che questa diagonale è un po' debole, ma è anche vero che il bianco non ha pezzi, non ha un alfiere nero che può andare a rompere le scatole al re, quindi va benissimo. Arriva B4, qui arriva un po' quello che è il famoso tema dell'attacco di minoranza, ma in questo caso ha ancora più senso, poiché dopo magari un pedone B5, cambio, arriva lo scacco immediato da parte del bianco. Ora qui, non so voi, ma immedesimandomi e guardando proprio la scacchiera dal lato dei neri, inizierei ad avere un po' di strizza, un po' di paura. Cercherei di portare i pezzi in difesa, probabilmente qui inizierei a pensare: qui sto già peggio, mal che vada, ben che vada la pareggiamo questa partita. E invece un giocatore conscio delle proprie possibilità come Carlsen gioca H5. Se ne frega completamente e inizia un contrattacco in una zona della scacchiera dove sembra che non ci sia granché, e arriva cavallo in A4. Il cavallo in A4 può riposizionarsi in C5, che è un ottimo avvampostone, e poi può anche andare in futuro a sacrificarsi. Ci sono tantissime idee con questo cavallo. Sicuramente B5 è sempre nell'area, ma cavallo in C5 è probabilmente la posizione migliore per questo cavallo. A questo punto arriva torre in C8. Questa è una mossa difensiva importantissima, poiché non permette l'immediata spinta B5. In caso di spinta immediata di B5 c'è la cattura con attacco su cavallo e attacco su donna. Quindi arriva torre C8, bellissima manovra difensiva, e il bianco gioca cavallo C5. Secondo il motore la mossa più precisa era alfiere in F5, un'ottima posizione per questo alfiere dove crea anche un po' di fastidi, ma cavallo C5 sicuramente sbagliata non è. Andiamo avanti, arriva torre C7, qui è Carlsen che forse ha un eccesso di prudenza, ma come dargli torto? Secondo il motore la continuazione migliore era la cattura, e il motore dice che su B7 non ci sono pericoli, poiché si può tenere tante volte con un torre C7, quindi non ci sono problemi di troppi attacchi su questo punto. Torre C7 invece viene giocata in partita, A4 per il bianco, H4 si va ad attaccare, arriva un'ulteriore spinta, ora veramente una gara chi si avvicina prima ai propri re, arriva donna F8, una mossa non troppo precisa, l'idea di Carlsen è quella di riposizionare la donna sull'altra ala della scacchiera, arriva la cattura di torre e G per H4. Ora sì che si iniziano a intravedere magari attacchi, non so, mi viene in mente donna qui che attacca qui, un cavallo magari in combinazione, magari si riesce a creare un pedone passato. Ora delle minacce vere e proprie da parte del nero ci sono. Arriva la spinta del pedone in A6 e questa mossa, diciamo, è giocabile, ma non è la più precisa perché permette a Carlsen di chiudere la posizione. Dopo B6 e diventa veramente difficile poi attaccare il nero. Arriva il cambio, ovviamente non si può catturare di torre altrimenti cadrebbe il pedone C6, quindi si cattura d'alfiere e alfiere in F5 con l'idea di andare a catturare questo alfiere, questo cavallo, e dopo torre per c'è sempre l'idea di C6. Secondo il motore la mossa qui più giusta era donna in E2, portare la donna anche un po' in difesa dall'altra parte, e la donna può essere ovviamente anche offensiva da questo punto, no? Dove magari si possono creare batterie contro il cavallo, attaccare il pedone. Ma arriva, dicevamo, la mossa alfiere F5. Ovviamente bisogna spostare il cavallo da lì e arriva F3. Probabilmente non la mossa difensiva migliore in assoluta. Qui credo che Arjun volesse spingere in E4. Arriva donna G7. Non è molto chiara l'idea di donna G7. Gli scacchi qui non credo che creano particolari problemi. Il motore qui suggerisce donna H6 per iniziare subito a creare qualche fastidio, no? Invece arriva donna G7 da parte di Carlsen, alfiere H3 e donna G5. Qui ora arriva il primo attacco serio da parte del nero. Ora ricordiamoci che siamo sempre in una partita blitz, quindi se troviamo qualche piccola mossa non precisa al 100% ci sta, perché stiamo giocando una partita blitz e siamo a livelli altissimi, i giocatori hanno poco tempo e devono muovere in fretta. Sicuramente
tali mosse non le avrebbero mai giocate a tempo standard. Arriva torre B3 per difendere questo punto e ora riposizionamento di questo cavallo. Hai già capito dove vuole andare questo cavallo? Assolutamente sì, questo cavallo può andarsi a piazzare in C4 dove andrà ad attaccare la debolezza. Donna F5 da parte del bianco che inizia a vedere la sua situazione sfuggirgli di mano, quindi perché no un cambio di donne e si arriva ufficialmente nel finale. Nel finale, ragazzi, siamo nel regno di Carlsen. Noi sappiamo che Carlsen è veramente il GOAT dei finali. Si può giocare qualsiasi cosa contro Carlsen, ma non andate nei finali, perché andate veramente nel suo regno. E in una posizione di questo tipo, che sembra equilibrata, l'unico squilibrio è dato dal fatto che c'è un alfiere contro un cavallo, Carlsen tirerà fuori dal cilindro tutta la sua forza nel finale. Arriva torre 7, sempre attaccando il punto debole, quindi l'idea di giocare poi cavallo e andare a attaccare sempre il punto debole. Arriva il re che ultra difende quel punto e ora invece di posizionare il cavallo in D6, Carlsen decide di giocare in un altro modo, cavallo in C7 per attaccare il pedone. Arriva alfiere D3 per difendere quel pedone e adesso B5. Ora l'alfiere non può più difendere il pedone, l'unico pezzo che può difendere è la torre e qui Carlsen ha già il primo e vero vantaggio. Nel momento in cui il bianco posizionerà la torre in A3, la torre avrà come unico ruolo della sua partita quella di difendere il pedone, quindi c'è una torre a difesa di un pedone per un cavallo, quindi vuol dire che la vera partita poi se la giocheranno l'alfiere contro la torre e quindi è come se il nero avesse una qualità in più. Arjun ci pensa un pochettino, ma decide a un certo punto di non entrare in un finale di questo tipo, dove abbiamo una torre passiva contro una torre totalmente attiva da parte del nero che può veramente fare tante cose. La partita non va in questo modo, ma Arjun gioca torre in C3. L'idea è molto semplice, l'idea è che ok, tu ti rifai su questo pedone, io mi rifaccio su questo pedone e sicuramente mi rifarò prima o poi anche sul pedone in B5 poiché ho già l'alfiere che tiene lì. Probabilmente c'era poco tempo, i calcoli non sono corretti perché ora arriva cavallo in A6, pedone in più per Carlsen, torre per C6 parità, ma adesso arriva cavallo B4, pedone in più per Carlsen con attacco doppio, ovviamente non si può giocare alfiere per B5 perché altrimenti arriva questa, arriva torre C3. E qui mossa ancora più bella è torre C7. Quindi Carlsen ha il pedone in più. Il pedone in più a questi livelli sappiamo che basta e avanza per vincere la partita. Chiede il cambio delle torri che ovviamente Arjun si rifiuta. Tra l'altro, dopo un ipotetico cambio di torri, non è che la partita andava così e poi il bianco si rifaceva del pedone in meno. No, la partita dopo il cambio di torri andava con cavallo in D3 scacco, il re è costretto ad andarsene, cavallo in F4 scacco, ti rovino la struttura pedonale, mi riprendo la torre e adesso ho una struttura pedonale devastante, il tuo re non entrerà da nessuna parte, ho 2 pedoni passati e la partita è ultra vinta per il nero. Quindi dicevamo che su torre C7 il bianco gioca torre in B3. Arriva ora la cattura, il cambio, e il finale è praticamente vinto. 2 pedoni passati sono veramente troppi, la partita va avanti ancora per qualche battuta e poi dopo 5 il bianco abbandona. È impossibile giocare una partita contro Carlsen con 2 pedoni passati, una torre in un'ottima posizione e un re che facilmente può raggiungere i propri pedoni, mentre il re del bianco è tagliato totalmente fuori dalla situazione. Partita perfetta di Carlsen, sì qualche errore, qualche piccola cosa, ma ha fatto il 94% di precisione contro il numero 4 al mondo. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Vi porterò domani, se riesco, il video della partita tra Carlsen e Dubov, dove Dubov poteva dare uno scacco matto a Carlsen e non l'ha visto. Anche qui partita veramente folle. Sono molto belle queste blitz perché possiamo vedere l'istinto che prevale sulla ragione, quindi anche loro ogni tanto commettono errori. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre qui su Matto Scacco. Ciao!